Sesta giornata del campionato allievi nazionali Under 17 Serie C, Girone B. Al centro sportivo Mario Rigamonti di Brescia si incontrano la Feralpi Salò e la Virtus Verona. Parte fortissimo la Feralpi Salò che al primo minuto è già in vantaggio. Tiro da fuori area, la palla batte sul palo e sulla respinta è pronto un attaccante della Feralpi Salò a mettere in rete. All'ottavo replica della Virtus. Calcio di punizione di Pasquariello e Leuci tenta la conclusione che termina tra le braccia del portiere. Calcio di punizione della tre quarti e un giocatore al centro dell'area riesce a mettere in rete indisturbato. Un minuto dopo la Feralpi Salò segna di nuovo. Un giocatore recupera la palla dalla linea di fondo e la serve al compagno al centro dell'area, che tutto libero prende la mira e infila la rete. 16esimo, cross dalla tre quarti e l'attaccante riesce ad anticipare l'uscita del portiere e mette in rete. 22esimo, cross dalla tre quarti, la palla sfugge dalle mani da Padovani e rimane nella disponibilità di un attaccante che mette in rete. Al 31esimo ancora il Feralpi Salò in rete, la Virtus sembra aver perso proprio la bussola. Un tiro di un attaccante colpisce in pieno la traversa, sulla ribattuta è pronto un giocatore della Feralpi Salò a mettere in rete. Il secondo tempo riprende con la battuta da parte del Feralpi Salò. Subito un'occasione ghiotta al primo minuto del secondo tempo per la Virtus, ma il portiere riesce a ribattere la conclusione di Filippi. Al terzo minuto la rete del definitivo 7-0, un attaccante riesce a far partire un tiro da fuori area, la palla schizza sul terreno bagnato e inganna Zamboni. Al 18esimo Leuci a provarci da fuori area, ma la conclusione è alta sulla traversa. 20esimo, un giocatore della Feralpi Salò tenta la conclusione da fuori area, ma la palla termina fuori. Un minuto dopo un'azione da calcio d'angolo della Feralpi Salò. Si crea una mischia in aria e sulla ribattuta è un calciatore che prova la conclusione dal limite dell'area, ma Zamboni blocca a terra. 22esimo, calcio di punizione della tre quarti di Pasquariello. La palla schizza in aria, il portiere non controlla e la ribattuta sul corpo di Filippi finisce fuori. 25esimo, Fantini lancia una palla in avanti. La sfera raggiunge Giannotta che controlla e prova il tiro, ma il portiere è lesso nell'uscita e respinge la conclusione. Un minuto dopo è Giannotta che serve sulla fascia Leuci che crossa al centro, ma il portiere blocca a terra. 28esimo, calcio d'angolo di Pasquariello. Fantini colpisce di testa e la palla termina sull'incrocio dei pali. 38esimo, Brunelli serve una palla a Filippi che entra in aria e prova la conclusione, ma il tiro termina fuori. Al 40esimo lancio lungo di Zamboni che supera la metà campo e la palla riesce ad arrivare a Stenati che si lancia verso l'area avversaria. L'attaccante giunge stanco nei pressi dell'area avversaria e prova la conclusione di sinistro che il portiere para. Sonora sconfitta della Virtus che, complice le tante assenze ed un approccio decisamente lento nell'inizio della gara, hanno portato a questo risultato eclatante. Mister Varanini dovrà rimboccarsi le maniche e portare sul morale della squadra. Risultato finale: Feralpi Salò 7, Virtus Verona 0. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.